scontro tra IFMA, Nuova Pallacanestro Treviso, e Golfo Basket Woman Sicily Baikara Alcana, ottava gara del girone di ritorno del campionato di Serie A2, girone femminile, girone B. Diamo un caloroso benvenuto alla squadra ospite Sicily Baikara Alcana, con il numero 7 Mattea Nicolic, con il numero 8 Virginia Tempia, con il numero 10 Diana Mitreva, con il numero 13 Francesca Romana Russo, con il numero 14 Chiara Scheda, con il numero 15 Elena Vella, capitana, con il numero 17 Matilde Pusceni, con il numero 22 Aida Tiama, con il numero 29 Silvia Sacari, con il numero 32 Giulia Natalia Nielacqua, con il numero 40 Giustina Caiunante. Capo allenatore il signor Vincenzo Ferrara, assistente il signor Giuseppe Caboni. Ed ora facciamo sentire la nostra presenza, un bel applauso per le ragazze della nostra squadra, l'IFMA Nuova Pallacanestro Treviso, con il numero 0 Maddalena Polo, con il numero 2 Emma Franceschini, con il numero 3 Benedetta Bocchetti, con il numero 4 Fabiana Pepe, con il numero 7 Camilla Della Cuppa, con il numero 8 Alessandra Azzani, con il numero 9 Gianila Tamara, con il numero 10 Matilde Barone, con il numero 11 Aminata Camara, con il numero 12 Elena Casetta, con il numero 14 Emma Delatari, con il numero 22 il capitano Sveva Nicola, capo allenatore il signor Mario Conte. La squadra arbitrale designata a dirigere l'incontro è composta da primo arbitro Mattia Forconi di Faenza, secondo arbitro Muad Budrica di Conselice, provincia di Ravenna. Al cronometro Riccardo Palermo, ai 24 secondi la signora Ilaria Vitella, all'effetto elettronico il signor Riccardo Bonato. Buona partita e buon divertimento. Ed ora tutti in piedi per l'inno nazionale italiano.
palle. Quando finisce il attimo io entro. Buon pomeriggio dalla Pascale di Treviso, dalla palestra Pascale di Treviso, buon pomeriggio, ora un po' inusuale per la gara appunto della formazione trevigiana, ma chiaramente si affronta quest'oggi Alcamo, formazione siciliana. Quindi ci sono esigenze di aerei chiaramente da prendere per la formazione siciliana per ritornare in Sicilia. Un saluto va naturalmente agli amici siciliani che sono all'ascolto sul nostro sito con con lo streamingsport.it, questo per quanto riguarda appunto la telecronaca della gara che tra poco andremo a seguire tra la formazione appunto del Golfo Alcamo e della formazione trevigiana della IVMA Basket Treviso. La formazione siciliana schiera un quintetto così formato da Nikolic, Russo, Vella, la capitana, Nielakna e Crauniate, Giustina. Questo è il quintetto che ha scelto di mandare in campo il capo allenatore Vincenzo Ferrara. Dall'altra parte, per quanto riguarda la formazione trevigiana, e poi vi racconteremo le ultime vicissitudini insomma, che ci sono su questa formazione, Mario Conte manda in campo Bocchetti con il numero 3, Azzani con il numero 8, Baron con il numero 10, Casetta con il numero 12 e Nicora, la capitana, con il numero 22. Allenatore il signor Conte, Mario Alberto. Per quanto riguarda gli arbitri sono i signori Forconi di Faenza e Boudrica di Conselice, al cronometro il signor Palermo, ai 24 secondi la signora Vitella e al referto il signor Bonato. Le ultime vicissitudini di questa formazione trevigiana che sta veleggiando all'ultimo posto in classifica con 4 punti soltanto, al pari di 17 sconfitte e 2 vittorie. Alcamo risponde con 10 vittorie e 8 sconfitte. Per quanto riguarda appunto è il contrario, scusatemi, 8 vittorie e 10 sconfitte per quanto concerne appunto questa gara. All'andata si affrontarono le due formazioni, mentre ci sono già i primi 2 punti per la formazione siciliana. All'andata si affrontarono queste due formazioni ed erano entrambe in ultima posizione di classifica. Poi è successo quello che è successo in casa Treviso, una situazione veramente diciamo possiamo dire anche disperata anche quest'oggi, insomma, perché la formazione mette in campo 5 ragazze. Vedremo se ci sarà la possibilità di fare qualche sostituzione, cosa che non è successa 15 giorni fa e presumo neanche una settimana fa, quando addirittura ha dato forfait una delle straniere, appunto l'altra infortunata, ma non vedo in referto, ed è Jacquot che ha deciso di andare a giocare l'ultima parte del campionato di Serie A2 in Francia. È ritornata quindi lasciando la formazione trevigiana inguaiata, ma ormai è forse un pochino troppo tardi per cercare naturalmente di rimediare a questa situazione. Vi dicevo quindi Jacquot che ha abbandonato la squadra, e mentre la nota lieta per quanto riguarda la compagine di Mario Conte, la nota lieta è che Bocchetti e Prete sono state convocate in virtù della prossima convocazione dell'Under 20 della nazionale italiana. Bene, sono state convocate Bocchetti e Prete, sono riserve a casa, tra virgolette, quindi non sono state ancora convocate ufficialmente, non faranno parte, ma saranno le prime ad essere chiamate dovesse succedere appunto qualche cosa. Intanto la solita Bocchetti mette dentro i primi 3 punti del suo incontro, però poi
il contropiede devastante di Alcamo, che porta a casa il 6° punto con ancora un canestro sotto la plancia, che va a portare il risultato sul 6-3 per la formazione appunto di Alcamo. È buona questa azione di Treviso, che prova a manovrare con la numero 12 che delicatamente, forse un po' con tanta paura, Casetta Elena Maria, è una 2007, quindi è una formazione estremamente giovane, quella schierata da Mario Conte per tutte le necessità che vi ho raccontato durante questa presentazione di partita, e quindi auguriamoci e aspettiamo. Anche adesso si apre la difesa di Treviso completamente, lasciando spazio senza grossi problemi all'entrata della giocatrice siciliana, e quindi per trovare altri 2 punti in classifica. 8-3, va dentro Baron, la gira in qualche maniera, palla che però non entra, quindi ancora il botta e risposta da una parte all'altra, devastante la ripartenza in ogni caso di Alcamo, che ha segnato tutti i suoi canestri ripartendo proprio con un coast to coast da parte a parte, e affidandosi per quanto riguarda Treviso soltanto a Bocchetti, che ci ha provato anche adesso da 3, ma la palla si è fermata su e sputata fuori dal ferro. Fortunatamente adesso sbagliano qualche cosa anche le siciliane, palla che termina sul fondo, non c'è stata la conclusione di questa azione. 6 minuti e 49 da giocare qui al Pala Pascale di Treviso, dove la situazione comincia ad essere pesante nuovamente per la formazione di casa, sorretta da una ventina di persone per quanto riguarda il tifo di casa, mentre da parte di Alcamo, insomma, ci aspettavamo e sapevamo che non potevano essere in tanti, un paio di persone, insomma, nella posizione della tifoseria ospite. Ma un saluto naturalmente, come dicevo in precedenza. Ancora uno sbaglio, ancora un errore. È chiaro che come dicevamo 15 giorni fa, avendo visto qui sul terreno di gioco appunto una formazione quotata, abbiamo detto è difficile giocare, forse è più difficile giocare da parte di una formazione che deve vincere per forza, che una formazione come la formazione quella di casa Treviso, che qualsiasi cosa faccia, insomma, in questo finale di campionato, anche se siamo soltanto all'8ª giornata del girone di ritorno, insomma, è una situazione che è bruttissima e che ha tolto sicuramente qualsiasi possibilità e qualsiasi speranza di andare a salvare una stagione complicatissima e difficilissima. Riparte ancora Alcamo sul 10-3 e non c'è stata grande diversità dalle azioni di Alcamo, che vanno a trovare adesso un tiro da 3 per quanto riguarda la numero 13 siciliana, che risponde al nome di Francesca Russo, che mette dentro il 13° punto. 13-3, va sulla sedia del cambio una giocatrice di Alcamo, adesso con Baron che non riesce a girare a canestro, e allora ripartenza ancora cost to cost, e vai ancora. È una consuetudine questo gioco. Si alza Conte, che ha osservato le sue seduto. È chiaro che è una situazione particolare, insomma, per la formazione trevigiana. Vedete come sta subendo le ripartenze. È un allenamento per Alcamo, signori miei, è un allenamento, perché più di tanto non possiamo contrastare diciamo nessuna formazione in questo caso, perché a parte un paio di giocatrici ancora uno sbaglio, e quindi riprende palla Alcamo, che va ancora dalla parte opposta a trovare il 19° punto. 19-3, vediamo se ferma qualcosa Conte, però anche nella sua posizione dice che cosa fermo, non ho possibilità di effettuare cambi validi o cambi che possano sortire o cambiare il risultato. Adesso è anche sfortunata Bocchetti e quindi nulla di fatto. Attenzione, 3 contro 1 dalla parte opposta, ed è il solito schema, la solita routine. Hanno trovato il 21° punto la formazione di Alcamo, 21-3, situazione che adesso vedrà addirittura fino da 3 per Baron, vedrà addirittura un cambio di 4 giocatrici, quindi cambia
quindi cambia totalmente o quasi il quintetto che ha mandato in campo il coach Ferrara, e in effetti è pronto a sostituirne 4. Chiaramente diventa, come dicevo prima, e non me ne vogliano insomma gli amici trevigiani, diventa un allenamento per Alcamo, quindi è logico che il coach faccia tutte le prove che deve fare. Può gettare nella mischia giocatrici che magari hanno giocato poco, che hanno un timer scarso, e quindi la possibilità di vederle all'opera è chiaramente questo lo scopo, mentre dalla parte opposta, dall'altra panchina, c'è Mario Conte che cammina un po' nervosamente, ma sa di non avere grandi possibilità di cambiare e rivoltare la partita, o cambiare e rivoltare il gioco che sta impostando e sta facendo la sua formazione. In avanti ancora con Camarà, che è entrata quindi nel quintetto, ancora Bocchetti che deve trovare la sua specialità, però non gli si può chiedere di andare a tirare da 3 in ogni momento, perché poi anche lei non è perfetta chiaramente, quindi c'è lo sbaglio ancora una volta della formazione trevigiana. Va da 3, la palla non arriva, e allora palla che termina sul fondo. 3 minuti e 18 qui alla Pala Pascale di Treviso, con la formazione siciliana di Alcamo in vantaggio 23-6 nel primo quarto che si sta giocando qui a Treviso. Ancora la manovra di Bocchetti, che già 15 giorni fa ha preso in mano la squadra e la settimana scorsa ha segnato 30 punti. È lei che può essere la trascinatrice di questa formazione, ma deve fare un sacco di chilometri, perché il suo ruolo impone questo chiaramente. Poi ha un ruolo importante in cui deve anche far giocare le altre, e soprattutto poi trovare anche, come in questo caso, il tentativo di mettere dentro da 3, però è una percentuale piuttosto bassa. Adesso chiede scusa anche a Nicola Bocchetti, c'è un cambio che effettua Conte, esce il numero 8 della compagine di casa, che è Azzani. Bocchetti che gira, si guarda la posizione delle sue compagne, ancora decide di mettersi in proprio, poi il pallone fuori per Nicola, palla che non entra, era da 3, nulla di fatto, e ancora ribaltamento di campo dalla parte opposta con la formazione di Alcamo, che va facilmente a trovare il tiro. Adesso ci prova da 3 ancora, 3 che questa volta non entra, e allora Camarà prende palla. Bocchetti che deve anche rifiatare, perché questa ragazza chiaramente le viene chiesto un surplus esagerato di lavoro. Il fallo? Sì, andiamo a beccare un fallo, fortunatamente quasi sotto canestro, va al tiro dalla lunetta. 2 tiri liberi per Nicola, per bloccare un po' e far respirare anche Bocchetti e compagne. Una Bocchetti che sta già boccheggiando, scusate il gioco di parole, però è una situazione a cui lei ormai è abituata, perché anche in marcatura adesso la vediamo andare sulla giocatrice da marcare. Un tiro che non è da 3, ma trova il rimbalzo. Camarà, bravissima, riesce ad impostare questa azione la formazione trevigiana, con Bocchetti, poi Nicola ancora, Camarà sul vertice, Nicola scelta in mezzo, non riesce il gancio e quindi nulla di fatto. L'arbitro non ha fischiato neanche in questo caso, si arrabbia Conte perché secondo lui c'era un fallo, il fallo lo vede l'arbitro dalla parte opposta però, e allora c'era Baron che ha commesso il numero 10 di casa, Matilde Baron ha commesso fallo, in piedi con Conte che sta protestando verso l'altro arbitro perché dice questo sì e questo da questa parte invece non c'è stato fischiato. Il Giustina Crauneite che va a realizzare anche il suo secondo tiro libero. 25-7, riporta a 1 minuto e 25 da giocare la formazione trevigiana in avanti, con Bocchetti che tiene palla,
vi ricordavo in precedenza, ancora da 3, la sua situazione chiaramente ha un buon tiro da 3 Bocchetti. È chiaro che non gli si può chiedere di andare al tiro perennemente dalla linea di 3 e trovare il punto, perché qualche volta può sbagliare anche lei. Non sbagliano invece dalla parte opposta quelle di Alcamo, che mettono dentro il 27° punto, e allora Bocchetti ancora che manovra, Bocchetti con palla tra le mani, cerca Baron, la trova, e allora Camarà che va al tiro da 3 e la palla è lunga. Peccato per questa giovane che si fa vedere quest'oggi a pieno tempo con la numero 11 Kamaraznev Aminata. È un 2010, quindi abbiamo giovani età insomma in campo per quanto riguarda la formazione trevigiana. Bocchetti che chiama palla, va ancora al tiro da 3 e trova un altro tiro da 3 che va a canestro, e c'è solo Bocchetti che va al tiro, e quindi 27-13, 14 punti di distacco, 14 punti di vantaggio per Alcamo. Lavora molto bene Baron, che blocca tutto e poi subisce il fallo, una spallata piuttosto violenta all'altezza della metacampo, e allora si riprenderà a giocare con una palla che verrà concessa alla formazione di Treviso. Si riparte 27-13, si riparte poco oltre la metacampo, viene a farsi vedere Bocchetti che è anticipata dalla sua diretta avversaria, perde palla. Però attenzione, perché adesso si sta veramente giocando solo ed esclusivamente su Bocchetti, che ha bisogno di rifiatare. 27-13 per quanto riguarda Alcamo nel primo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso. Pochi secondi al rientro in campo delle due formazioni. In verità c'è già in campo il quintetto di Treviso, mentre ha perso tutto il suo time out il tecnico di Alcamo Vincenzo Ferrara, che ha voluto parlare con le ragazze che ha mandato in campo. Vi ricordo che in precedenza ne ha cambiate 4 su 5, quindi può essere un bel allenamento, diciamo così, di fronte ad una formazione ultima della classe che è in difficoltà per via di alcuni allontanamenti e di alcune situazioni di infortuni che si sono protratti, che si stanno protraendo, scusatemi, per quanto riguarda appunto la compagine trevigiana. 29-13 si riprende a giocare, siamo sul secondo quarto con marcatura piuttosto aggressiva da parte delle trevigiane, palla che gira, c'è un fallo che l'arbitro ha visto, ed è un fallo in attacco da parte di Alcamo, quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco da parte di Baron per Treviso. Bocchetti, Camarà che decide di mettersi in proprio, poi la gira bene dalla parte opposta, l'intenzione c'era tutta, palla che è stata contratta invece e difesa molto bene da una giocatrice di Alcamo, che mette palla sul fondo del campo. Si riprenderà a giocare con
palla tra le mani, c'è qualcosa che non funziona, vediamo. Tanto il tempo è stato fermato, ma c'è qualcosa che al tavolo non funziona, quindi aspettiamo di vedere che cosa succede, che cosa optano e cosa fanno gli arbitri prima di ridare palla e di ridare il via alla gara. Secondo quarto, con il primo vinto da Alcamo senza problemi. Ne approfittano le ragazze trevigiane per dissetarsi. Si sta controllando l'allacciamento, penso, della strumentazione, e l'arbitro dice: beh, andate un attimo sulle vostre panchine perché dobbiamo aspettare. E quindi aspettiamo anche noi. Sono i due tecnici siciliani che hanno chiesto informazioni su cosa può essere successo. Lo vedo che stanno guardando e stanno controllando i cavi per l'allacciamento appunto al cronometro, ai vari cronometri. Non si è spento tutto come avevamo visto in altre occasioni questa volta, giusto Paolo? Non si è spento tutto, almeno quello. Adesso si riporta a 10 il tempo e immagino che ecco, si è azzerato tutto. Il problema quindi era classico per il tabellone, e quindi adesso si è azzerato tutto, si è riportato a 0-0, quindi dovremo andare a riportare la numerazione e il punteggio come era prima. Mi pare, se non erano 9,47 i minuti da giocare, vediamo se avevo visto bene, e poi il punteggio era un 29-13, e quindi attendiamo. Secondo quarto, questo cominciamo bene. Se ci fermiamo al secondo quarto qui, anche perché poi bisogna fare in fretta, perché Alcamo deve prendere un aereo, immagino, per volare in Sicilia, e quindi più di tanto insomma non possiamo perdere di tempo. Ma considerazioni a parte, ecco che si sta riportando il cronometro e il tabellone al punto dove si era bloccato prima. Vediamo se avevo memoria, direi proprio di sì, che la memoria ancora non mi ha abbandonato. 9,49, 9,48, 46, è scappato un po' tutto. 29, intanto a 13 il risultato l'avevo indovinato. 41, 9,41, 9,41 da giocare. Adesso è tutto pronto, fischiano gli arbitri, rientrano in campo le due squadre. Ne hanno approfittato i due tecnici per parlare con i loro quintetti. Treviso ne ha approfittato anche per sorridere, insomma, non può far altro, Non può far altro, perché la situazione, come vi dicevo anche 15 giorni fa, sempre qui dal Pala Pascale, è una situazione un po' assurda, diciamo un po' traumatica, perché bisogna terminare un campionato che è un campionato che sta decretando l'ultima posizione per la formazione trevigiana, ma soprattutto sta decretando una carenza di giocatrici, e quindi si è andati a pescare nel vivaio, trascinando qualche giovane di belle speranze, ci auguriamo, in campo. Non entra il tiro di Alcamo e allora può ripartire sul 29-13 ancora Nicora. Palla che la blocca lì con Baron, si muove Camarà, va al blocco, Camarà sotto, brava, ed è il canestro. Tutte gioiscono perché presumo che sia il primo canestro in maglia trevigiana appunto per Nicola, scusatemi, Camarà, e quindi complimenti a lei, insomma, che è chiaro che poi sulle situazioni, diciamo così, di disgrazia, anche se è una parola brutta,
sulle situazioni appunto complicate per infortuni e per vari abbandoni, poi magari puoi trovare anche la giovane giusta, passi, sì dai, passi per Nicola, magari puoi trovare la giovane giusta, come potrebbe essere appunto Camara o Camarà, che si sta muovendo bene, ha segnato i primi 2 punti della sua stagione e del suo esordio, aveva fatto già 15 giorni fa un esordio di 1 minuto e qualche cosina, oggi sta giocando un minutaggio più consistente, vedremo se rimarrà in campo fino alla fine. Buona questa azione di Alcamo, che nonostante un forse possibile fallo che l'arbitro lascia correre, può andare a mettere altri 2 punti nel cesto con 31-15 quasi dimezzata, insomma il vantaggio per la formazione trevigiana, che cerca e si mette in proprio ancora Camara, che ha trovato la voglia di giocare, ha trovato anche la fiducia chiaramente per provarci, perché è un'occasione che ha, deve capire che è un'occasione che deve prendersi, potrà continuare a giocare qui, potrà continuare a giocare in altre società, però è un'occasione che le viene data e quindi può approfittarne sicuramente questa giovane del vivaio appunto di Treviso. In avanti Bocchetti, palla lunghissima che non riesce a raccogliere ed è Bocchetti che sta, ripeto, vado ancora a citare un boccheggiando, perché sta facendo chilometri e quando corri così molte volte non sei lucida e arrivi a fare le cose sbagliate, anche le cose più semplici, insomma, e quindi complimenti a lei, perché ripeto è quella che ha mollato per ultimo, che sta tenendo in piedi la baracca, che sta giocando, che sta lottando, e quindi complimenti a lei. 31-15 ancora in avanti per la formazione trevigiana, con Baron che va a prendersi questo pallone, c'è vicino a lei Bocchetti che aveva esercitato un blocco parziale, poi palla che gira dalla parte opposta, cerca di farsi vedersi Bocchetti, sì, ce la fa adesso, va a prendersi il pallone a 6:58 da giocare con Baron, bisogna andare al tiro, arriva la sirena però a bloccare il tentativo di andare a tiro da parte delle trevigiane, nulla di fatto, e allora 31-15 si riprende con una rimessa in gioco da parte della formazione di Alcamo, che viene in avanti, si è un po' sistemata Bocchetti che ha cercato in tutte le maniere di bloccare la sua avversaria, non c'è riuscita, visto che era stata anticipata nel passaggio, e allora ha dato anche una spinta alla numero 8 di Alcamo che è Tempia, Virginia Tempia, mentre c'è la sostituzione per Camara che rientra in panchina tra gli applausi e va a giocare, entra in campo la numero 12 Casetta, Elena Maria Casetta, anche lei giovanissima, è un 2007, quindi lascio a voi il conteggio degli anni, perché io non mi cimento più dal mio 1900 e rotti, non voglio più conteggiare, mentre il nostro tecnico Paolo Venturato mi fa la segnalazione che ancora qualche problemino con il tabellone c'è, e quindi è una stagione, ragazzi, che poi quando ci si mette, perché a parte gli infortuni, a parte tutte le altre cose, poi ti incominci anche con le rotture di tabelloni e cose di questo tipo, e allora capisci proprio, una giocatrice o un giocatore dice mamma mia, è una stagione veramente da dimenticare. 6:54 da giocare, 6:53 adesso, 6:51, sì, si può giocare, ma allora torna a muoversi il tempo, 33-15, siamo al secondo quarto, e allora va in lunetta la numero 8 di Alcamo, Tempia, che sbaglia il suo tiro libero aggiuntivo, e allora può ripartire la formazione di casa con Bocchetti, ancora lei dalla parte opposta per Baron che va da Pre, la mette dentro, 18-33. Da quello che possiamo vedere e capire,
possiamo dire che Treviso sta giocando solo ed esclusivamente da 3. A questo punto fa anche bene, perché per cercare di portarsi sotto, di stare in linea di galleggiamento e non di sprofondamento, forse è meglio andare soltanto da 3, però attenzione perché non sempre riescono questi tiri da 3. Adesso vediamo se si mette in proprio Nicola per Baron, ancora dentro, ed è sbagliato il tiro, guadagna palla la formazione di Alcamo, che riparte dalla parte opposta velocissima con questa azione che vuole andare a concludere la numero 14 in maglia nero-verde, che è Chiara Schena, che subisce il fallo, e quindi si andrà a riprendere il gioco con la rimessa dal fondo della capitana Vella. Vella che cerca una compagna libera, la trova, e anche facilmente, con l'appoggio prima per la numero 22 Tiam Aida, che poi dà il pallone sotto canestro ad una sua compagna che non ha difficoltà a mettere nel cesto. Bocchetti ancora. Bocchetti che vuole Baron vicino a sé, poi c'è il tentativo non riuscito, con un tentativo poi di bloccare tutto da parte di Bocchetti. Fortunatamente l'arbitro non ha visto nulla di falloso, perché se poi ci si mettono anche i falli allora poi perdi delle giocatrici anche importanti. 37-18, 5 minuti e 21 da giocare, con Baron che va a trovare la sua compagna libera. Sbaglio ancora di un passaggio che permette alla formazione di Alcamo di andare in contropiede. 39-18, 39-18, e allora è la volta di Conte a chiamare il time out. Chiaramente mi metto nei suoi panni, ci siamo messi diverse volte nei panni di Mario Conte in questo campionato sfortunatissimo, bruttissimo per la IVMA. Cosa vuoi dire a queste ragazze? Ne abbiamo parlato anche 15 giorni fa qui in casa, insomma sono solo da ringraziare. 15 giorni fa hanno giocato con 5 di loro e basta, nessun cambio, nessun giro e cambio di giocatrici, quindi difficoltà massima per giocare. Quindi anche adesso ha cercato di motivare naturalmente le sue atlete, cercando di spronarle a dare il meglio. Ripeto, per qualche giovane che stiamo vedendo è un'occasione da prendere, è un'occasione per provarci, è un'occasione per dire vabbè, ci sono anch'io, in questa annata storta della IVMA ci sono anch'io, e quindi vediamo, insomma, vediamo che cosa succede. 5 minuti e 9 da giocare nel secondo quarto, dopo che la situazione è rientrata con questo time out. 39-18 per Alcamo, con Bocchetti che chiama lo schema, vuole vicino a sé Baron, la ottiene, poi Nicola ancora, Nicola che si gira ma il pallone termina sul ferro e lo sputa fuori. Nulla di fatto, riparte Alcamo, l'arbitro ferma perché c'è ancora il blocco del tabellone. Si può giocare, è ripresa la gara, là dentro senza grossi problemi la numero 22 di Alcamo, Aida Tiam, classe 2002, mette dentro altri 2 punti, però il cronometro mi pare che non sia assolutamente partito, quindi qualcuno terrà il tempo, presumo, però non lo so se 41-18, e quindi non chiedetemi adesso quanto manca, perché non lo sappiamo nemmeno noi. 41-20
con ancora Thiam che prende palla, poi viene bloccata, Nicola che mette ancora Bocchetti nelle condizioni di giocare, Nicola con scambio di palla, Baron ancora per Bocchetti da 3, la mette dentro, 23-41. Cerca di girarsi, va a terra Bocchetti, ma non c'era assolutamente nessun fallo, infatti aveva cercato di attenuare una bomba da oltre la linea dei tre, la linea dei 3 punti. Adesso ci va Alcamo da 3 punti, poi il pallone con Bocchetti che gioca ancora per Nicola, per la numero 12 di casa, ancora Bocchetti che prova a manovra con l'aiuto di Baron con Bocchetti, sta per entrare Camara, intanto ancora Baron, il tiro da 3 non entra. Io spero che si siano accorti che il tempo è bloccato sul 10, presumo sui 10 minuti, presumo di sì, e quindi che terranno il tempo manualmente. Questo però non è bello per le due squadre, per i due tecnici, per le giocatrici, insomma, che non sanno a che punto si è giunti. Vediamo. 41-23 nel secondo quarto qui al Pala Pascale di Treviso. In campo ancora Camara per la compagine trevigiana. Bocchetti è pronta a far ripartire le sue con Nicola e ancora lo scambio su Bocchetti che attraversa e passa la metà campo per Baron che prova a mettersi in proprio, poi palla per Bocchetti, ancora Baron, trovata con un pallonetto lungo da parte di Bocchetti, con Baron che guadagna una rimessa dal fondo e quindi riprenderà a giocare palla in mano la compagine trevigiana. Bocchetti che cerca di mettersi in prova, in proprio, perde palla, la riconquista, ancora Bocchetti, va da 3 da tutte le posizioni. Bocchetti è una forzatura chiaramente per lei, perché poi ad un certo punto non sai più nemmeno cosa inventare, c'è poco da inventare, quindi ci prova e va bene così. Gli è andata bene fino adesso perché il suo bottino è già abbastanza alto e cospicuo, e quindi bene così per quanto lei riguarda. Ripeto, Bocchetti e Prete sono state convocate questa settimana in nazionale Under 20, faranno le riserve, come si suol dire tra virgolette, a casa, e in caso di infortunio da parte di una giocatrice convocata saranno le prime ad essere richiamate appunto dal tecnico nazionale, ed è una soddisfazione, una delle poche soddisfazioni che è arrivata quest'anno in casa. Adesso suona la sirena, vorremmo saperne di più anche noi, ma da qui non possiamo certamente sapere nulla di più. Possiamo soltanto dirvi che la partita è ricominciata, e ancora con Baron che si muove bene sotto le plance. Attenzione a questa palla che gira, il tiro lunghissimo, Camara va a riprendersela da sotto, brava. Poi il pallone che viene fermato e nulla di fatto, quindi 43-23, sono 20 i punti di distacco che Alcamo ha messo su questo bilancio per il momento nel secondo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso. Si gioca ancora con palla che gira per Alcamo, che poi decide di mettersi in proprio. C'è un'entrata piuttosto, si è bloccata e c'è il fallo per la numero 9 di casa, ovvero Camara Fatouma Jamila, che commette fallo e permette ad Alcamo di andare in lunetta con 2 tiri liberi. 44-23. Non chiedeteci il tempo, lo ripeto, perché tutto è bloccato, il tabellone del Pala Pascale non vuol saperne di funzionare per il momento, e quindi il tempo lo conoscono i giudici e sicuramente gli arbitri, che poi saranno richiamati, insomma, per attenzione, ancora uno sbaglio di Nicola per Bocchetti, che non riesce a prendersi palla
47-23, un po' di scoramento tra le fila della formazione di casa, chiaramente anche con questi sbagli. Bocchetti per Baron che le ripassa la palla, e allora vediamo se si fa perdonare Nicora. Nulla di fatto, palla che viene ripresa ancora da Alcamo, che può andare in contropiede velocissimo, palla che tocca soltanto la giocatrice di Alcamo, e quindi palla a favore e rimessa a favore di Treviso, con, tanto per cambiare, la solita instancabile Bocchetti che trascina palla oltre la metà campo. Baron, buono Nicora, aveva cercato con tutta calma la trasformazione Casetta, non c'è riuscita, palla che termina e viene sputata fuori dal ferro, nulla di fatto. Prova ad entrare ancora dalla linea dei tre la compagine di Alcamo, con Bocchetti che è fortunata perché riesce a riprendersi questo pallone dopo il rimbalzo sotto canestro. Baron che entra dentro per Casetta, che la scaraventa fuori per Camarà per Bocchetti, che va a riprendersi anche questa palla, poi decide, tanto per cambiare, cosa faccio? Mi metto in proprio da tre, però poi non è fortunata, e quindi 47-23. Adesso non lo so, stanno chiamando, stanno facendo il conto alla rovescia, non so se sia un conto alla rovescia che va per finire il tempo di questo secondo quarto, oppure per quanto riguarda i 24 secondi da giocare per ogni azione. Vediamo, cercheremo di capirlo, lo capiremo soltanto quando gli arbitri fischieranno e o manderanno negli spogliatoi. Sì, era la sirena, ed è il tempo per fermarci sul secondo quarto, che termina 47-23 per la formazione, 47-23 per la formazione di Alcamo, che quindi si aggiudica anche il secondo quarto. Si va negli spogliatoi per l'intervallo lungo. Noi ci risentiamo alla ripresa.
Rieccoci collegati con la Pala Pascale di Treviso, la palestra dove gioca appunto la formazione trevigiana dell'IVMA, che in questa gara, ed è l'8ª di campionato per quanto riguarda il girone di ritorno, vede ancora sconfitta per il momento la formazione di casa dal Golfo Basket Women di Alcamo in terra siciliana, che è avanti 47-23 al termine del secondo quarto di gioco. Intervallo lungo, squadre già rientrate, manca un minuto, sembra che il cronometro e il tabellone funzioni per il momento, e quindi ci auguriamo di poter arrivare a fine partita in tranquillità e in serenità. Vi ricordiamo naturalmente di mettere un like, un ci piace per quanto riguarda le nostre trasmissioni sul canale appunto di streamingsport.it. Iscrivetevi tra l'altro al canale, e così avremo la possibilità di aumentare i servizi che saremo in grado di darvi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. 47-23 inizia il terzo quarto con le due formazioni che vengono a trovare posizione in campo. La rimessa in gioco è per la compagine di casa, con Nicola che attende il pallone dall'arbitro. Ricordo che gli arbitri sono i signori Forconi di Faenza e Budrica di Conselice. Al cronometro il signor Palermo, ai 24 secondi la signora Vitella e al referto il signor Bonato. Partita che può iniziare. Terzo quarto, si inizia a giocare con Bocchetti con pallone tra le mani, lo cede subito a Nicola che prova a trovare qualcuno libero, non si fa vedere nessuno, allora deve ritornare ancora da Bocchetti che cerca di mettersi in proprio, va dentro, poi scaraventa fuori il pallone. Nicola da 2, palla che non trova il canestro, e allora può ripartire in contropiede come ormai ci ha abituato la formazione di Alcamo. Si mette in proprio, fuori per il tiro da 3 che poi rinuncia e non trova. Palla che viene riconquistata brevemente da parte della formazione di Treviso, poi il rimbalzo invece favorisce ancora una volta Alcamo con la sua giocatrice numero 7, ovvero Matea Nikolic, che mette dentro altri 2 punti che incamerano le siciliane. 47-23 nel terzo quarto che si è appena iniziato. Da 3, da molto lontano, con Nicola che trova 3 punti importantissimi, che permette, non ditemi che si è fermato di nuovo tutto, no, 9:38, pare proprio di sì, stanno tenendo il tempo con il cronometro dal tabellone, e quindi sì, si è bloccato per quanto riguarda il tempo, quindi nulla di fatto. No, adesso si ritorna a 10, niente da fare, quindi difficoltà per sapere, dovremmo soltanto basarci sulla sirena poi al termine del terzo quarto. Bocchetti che prova a ripartire, poi si ferma, torna indietro, va alla decisione di prendere la responsabilità del tiro da 3, non entra, e allora contropiede devastante di Alcamo dalla parte opposta, che porta dentro ancora altri 2 punti in saccoccia. 51-26 mi pare, sì, dovrebbe essere giusto. Baron, Bocchetti, Nicola, ancora Baron, anticipata all'ultimo, ma riesce a riprendersi il pallone. Attenzione, bisogna andare al tiro, un tiro scagliato dalla lunghissima distanza di Bocchetti, che poi alza gli occhi e dice: ragazzi, che devo fare? 51-26 con il terzo quarto che si sta giocando qui alla Pala Pascale di Treviso tra Alcamo e Treviso stesso. Alcamo che va ad aggiungere altri 2 punti, 53. Bocchetti per Nicola, ancora Bocchetti che riesce a liberarsi della sua avversaria, Casetta che la mette dentro da 3. 29, stiamo per toccare i 30 punti.
gira tutto abbastanza bene la formazione di Alcamo, che può accelerare quando vuole, insomma non ha grossi problemi. Adesso c'era un fallo di Bocchetti che gli arbitri lasciano andare, lasciano correre, inutile nemmeno infierire più di tanto, insomma, sulla formazione trevigiana. 56-29. Va per le terre Bocchetti, che non ho visto, non ho capito se si è inciampata da sola oppure se è stata toccata dalla sua avversaria. Bocchetti vuole palla subito per riprovarci nuovamente, ancora Bocchetti che prova ad andare al tiro con l'aiuto di Nicola, che sbaglia l'appoggio da 3. Qui forse c'erano passi, sì, bravo, ha visti, sì, c'erano tutti. 58-29, con Casetta che ha trovato prima un canestro da 3 punti, anche per lei molto bene, insomma, perché dà fiducia. È pronta a rientrare Camarà in campo, anticipata ancora Baron, contropiede di Alcamo che non trova però l'aggancio, poi sotto le plance Bocchetti cede qualche centimetro alle sue avversarie e non riesce a riconquistare il pallone, lo fa in seconda battuta poi adesso con Baron per Bocchetti che guarda la posizione delle sue, va al tiro da 3, molto più distante dalla linea di 3. Bocchetti un monumento gli devono fare qui a Treviso, insomma, perché Bocchetti si è appesa a pieno peso, scusate il gioco di parole, sulla giocatrice di Alcamo, che addirittura l'ha alzata. Bocchetti che ha guardato poi il suo tecnico, dice: mi ha alzato. Era Nikolic, che è veramente una forza della natura, e quindi nulla di fatto. 58-32, non sappiamo quanto manca. Questa volta possiamo dirvi che mette dentro un tiro splendido da 3 e porta a 61 la formazione di Alcamo. Bocchetti che riparte, poi si ferma, poi riparte ancora, e allora il pallone che vuole andare ci riesce da Baron, che poi decide di entrare da sola, tutto sola. Bene anche questo punto, questi 2 punti, 34-61, 34 per Treviso, 61 per Alcamo. Attenzione, sotto rete si fanno sentire bene, sotto canestro si fanno sentire bene le siciliane. Baron ne ha subito un colpo al braccio, si tiene il gomito destro. Buona la palla di Bocchetti per il palleggio volante di Nicola, poi Nicola ancora che trova dall'angolo 3 punti importanti. Stiamo tirando esclusivamente o quasi da 3, 37-61 per quanto riguarda Alcamo, che è avanti, si lotta ancora. Buona questa palla da parte di Nikolic, la numero 7 Nikolic per la numero 22 Tiam Haida, che anzi la numero 32, scusatemi, che è Nielacina, che mette dentro un altro bel canestro. Bocchetti che lavora in difesa giù in fondo dalla parte opposta del campo, adesso deve rientrare velocemente sulla sua avversaria. Buona la palla con Camarà che va a riprendersi questo pallone. Bocchetti che la rigioca con calma, e allora Baron che può andare oltre la metà campo. Baron per Camarà, c'è il fallo. Camarà che aveva cercato di andare al tiro, c'è andata anche al tiro, ma il tiro è terminato fuori. C'è un fallo, mi pare, in attacco, fallo in attacco di Treviso, con Casetta che rientra in panchina, e c'è l'esordio anche di un'altra giocatrice, la numero 0 in questo caso, buttata nella mischia, Maddalena Polo. Pensate, un 2009, quindi estremamente giovane Maddalena Polo in campo a dar sostegno alle sue compagne di gioco in questa giornata contro Alcamo. Partita che, come vi dicevo in precedenza, qualcuna
ricorderà, qualcuna delle giovani ricorderà, perché insomma ci ha provato, ci ha tentato, è stata un'occasione che Conte ha dato e sta dando a qualche giocatrice della gioventù appunto del vivaio. Bocchetti ancora che parte come un'indiavolata dalla parte opposta, poi Polo che mette dentro 2 punti, appena entrata ha trovato subito grande fiducia e si alzano a sostenere Polo le sue compagne dalla panchina. Lo spirito è quello giusto, insomma. Poi replica subito dalla parte opposta Alcamo, 67-39. Non riusciamo a capire quanti minuti mancano, perché un minuto mi pare che abbia fatto segno. Altro tiro che va a canestro, 42 per la formazione di Treviso, 67-42, 25 punti di distacco per la compagine di Treviso. C'è il time out, no, o termina siamo fermi in attesa di vedere un attimo quello che succede, poi capiremo, insomma. 67-42, mi pare un po' troppo presto forse per lo stop del terzo quarto, però hanno perso qualsiasi speranza di far rifunzionare il tabellone, quindi era un time out che adesso riprenderà con una rimessa in gioco, un time out chiesto mi pare da Mario Conte, con Nicola che va alla rimessa in gioco per trovare Bocchetti, a cui è affidato il compito di portare palla dalla parte opposta del campo. Bocchetti che si mette in proprio, poi Nicola ancora, tutto su Polo, ancora gira bene Polo per Bocchetti, perde palla Bocchetti e qui comincia a farsi sentire un po' la stanchezza per quanto riguarda questa giocatrice che sta veramente correndo dall'inizio alla fine. Non ha avuto un attimo di stop, non ha avuto un attimo di riposo, quindi capiamo. Il tiro da 3 da lunghissima distanza, Camarano riesce a rimediare, allora gira ancora per Alcamo il pallone, tutto bene Nikolic, vediamo, c'è un fallo? Sì, c'è un fallo del 3 di Bocchetti, quindi Bocchetti, vediamo il secondo fallo per lei, secondo fallo per Bocchetti su Nikolic. E la palla va alla giocatrice numero 10 di Alcamo che è Mitreva. Nikolic ancora. Decide di mettersi in proprio la numero 40 Craiunaite, che va a collezionare altri 2 punti per la sua squadra, 69-42. Bocchetti per Baron adesso, forse un fallo, si lamenta il pubblico di casa. Ancora un contropiede da parte di Alcamo che va a collezionare il 71esimo punto a 42. Bocchetti ancora dalla parte opposta, poi si ferma, cerca di trovare tranquillità un attimo per trovare una posizione giusta per appoggiare alle sue compagne. E ancora lei però con il pallone tra le mani, però non vede nessuna compagna libera. Poi Polo che la dà fuori per questo tiro forzatissimo da parte di Bocchetti e quindi nulla di fatto. Aveva cercato l'anticipo Nicola, non riuscito, poi il pallone sotto canestro la mette dentro per il 73esimo punto per la compagine di Alcamo. Baron in area, trova 2 punti importanti, 44.
Può giocare ancora Alcamo con palla tra le mani, ha chiesto il cambio veloce, palla che viene appoggiata, poi in qualche maniera arriva al numero 10, c'era Nicolic che aveva protestato e chiedeva il fallo. Mitreva va ad appoggiare a canestro dalla parte opposta con Bocchetti. Bocchetti ancora da sola subisce il fallo Bocchetti. Rimessa in gioco per quanto riguarda Nicora. Baron, Bocchetti che va al tiro da lunghissimo, mamma mia, che 3 punti ancora straimportanti, 47 sul finire sulla sirena, 47esimo punto per la formazione di casa e 75 per la compagine di Alcamo, che quindi chiude il terzo quarto con il punteggio di 75-47 ancora per Alcamo il terzo quarto. Ci fermiamo brevemente. Sta per ricominciare la gara, quarto quarto, quindi ultimo parziale di gioco con la situazione di 75-47, ancora con cronometro fermo, quindi non abbiamo l'ausilio di sapere, mamma mia, di sapere il tempo e quindi soltanto il punteggio 75-47. D'altra parte non è una partita che finirà al suono di sirena, o quantomeno non finirà al fulmico. Attenzione, viene dentro, si spinge sotto canestro, palla che non mette dentro, con Camarà che la lascia andare perché l'aveva toccata una giocatrice in maglia nero-verde, e quindi Camarà può giocare questo pallone per Bocchetti che all'ennesima corsa in avanti, cercando di portare il più lontano possibile appunto Alcamo. Bocchetti si mette in proprio, la sua specialità sono i tiri da 3, effettivamente l'abbiamo visto anche questa sera, insomma ha segnato dappertutto, però purtroppo non basta. Bocchetti ancora con palla tra le mani per riprendere a giocare, 77-47, sono 30 adesso i punti di distacco. Nicora che perde malamente questo pallone, altri punti conquistati in contropiede, palla rubata sul passaggio di Nicora verso Bocchetti che non si era accorta del passaggio. Baron, ancora Baron che cerca di trovare posizione, si appoggia su Bocchetti, Bocchetti che gira, ancora palla che va a trovare Bocchetti che subisce fallo, sì. Subisce fallo e quindi può andare dalla lunetta. Bocchetti. Mette dentro il primo tiro libero. Ci portiamo a 79, c'era già prima mi pare, 80, vediamo, si è bloccato ancora, 81
a 49. Secondo me si è bloccato nuovamente. Ah, 49, scusatemi, sì, hai ragione Paolo, ma mi hai preso dalla frenesia di assegnare punti ad Alcamo, gliene stavo assegnando altri due, quindi no, 49 li assegniamo, i 2 punti li assegniamo appunto a Treviso. Allora Treviso 49, Baron che porta a 51 adesso, 79 a 51. Con 28 il punteggio di distacco tra le due compagini. Può giocare ancora Alcamo che va sotto la plancia per girarsi bene e trovare un buon canestro. Buone individualità per quanto riguarda Alcamo, che ha fatto vedere insomma come, soprattutto poi anche in velocità. Bocchetti che tanto perché non ha corso niente ci prova dalla parte opposta, ancora Bocchetti che non tiene palla, vediamo se l'ha toccata per ultimo la stessa Bocchetti. Allora c'è il pallone che viene dato alla formazione siciliana che effettua un cambio, entra Thiam fuori camera, entra l'altra camera, cambio per giocare ancora, pallone in avanti per Alcamo. Thiam, si arrabbiano un po' i tecnici poi va a trovare i 3 punti da lontano. Si arrabbiano un po' i tecnici di Alcamo con le proprie giocatrici perché magari vorrebbero un impegno costante. Brava Bocchetti che trova 2 punti ad ingrandire il suo bottino personale, che è cospicuo sicuramente. Palla riconquistata da Bocchetti che prende palla ancora, può andare dalla parte opposta, fallo su Bocchetti, e scusatemi, il tecnico di Alcamo sta continuando a rimproverare le proprie. Camera, Bocchetti deve andare al tiro, qualcuno deve pensarci, il conto alla rovescia è già iniziato, tira da lontanissimo Bocchetti, quasi da centrocampo. E adesso c'è il fallo di Bocchetti, mi pare, vediamo. C'è il fallo di Bocchetti, vediamo se è il terzo per lei. Vediamo, sì, è il terzo per Bocchetti, deve stare attenta, insomma, perché se non possiamo permetterci il lusso di perdere Bocchetti, perché altrimenti veramente ci vorrebbero delle bombole di ossigeno per questa ragazza che sta correndo dall'inizio senza un cambio come altre giocatrici appunto all'interno di questo quintetto che ha mandato in campo Conte. 1 su 2 trasformato, 85 a 53 per la compagine di Alcamo. Ancora Bocchetti che poi cede a Nicola per Baron che si gira, stava per perdere la palla, poi in qualche maniera riesce a seminare l'avversaria, palla che però non finisce nel cesto. Attenzione, si gira Thiam, palla che viene toccata da una giocatrice in maglia nero-verde, quindi la rimessa in gioco sarà di Treviso. 85 a 53 nel quarto ed ultimo quarto di gioco. Ecco Bocchetti con Baron, ancora Bocchetti che tiene la palla nonostante il tentativo di anticipo e anche in gancio. Sono di quelle giornate in cui secondo me Bocchetti potrebbe tirare anche da casa sua e metterebbe dentro il pallone ovunque, perché gli sta riuscendo un po' di tutto nel marasma generale di questa partita. Attenzione, per carità, però lei è da ammirare perché insomma, non molla mai, è sempre lì anche adesso a giocare in difesa tra due di Alcamo che si stavano prendendo gioco di lei. Camarà che cerca di entrare, poi si ferma, concede palla ancora a Bocchetti che vede liberarsi Baron. C'è il fallo della numero 22 che Thiam Aida
che commette fallo, ferma l'azione, il tentativo di entrata da parte della compagine di Treviso, e c'è un'altra giocatrice di marca trevigiana che entra in campo ed è il numero 14, Emma De Lazzari, anche per lei età 2007, quindi siamo, come avete sentito, come sentite, insomma, con giocatrici che hanno un'età abbastanza giovane, insomma, anzi senza l'abbastanza. Può giocare Alcamo, ancora la ripartenza dalla parte opposta per trovare due tiri o un tiro da tre per allungare ulteriormente, lo prova da tre, non ci riesce perché la palla termina fuori, riconquista palla però sotto canestro. Bocchetti era riuscita a fermare di primo acchito il tiro, palla che viene toccata da nessuno, soltanto il tiro di Alcamo, palla che termina fuori, quindi può riprendere a giocare la formazione trevigiana con Bocchetti, a cui è affidata la palla per trasportarla oltre la metà campo, compito che lei fa egregiamente naturalmente. Palla che viene rigiocata, giocata ancora sotto con Baron che si elimina, subisce il fallo del numero 17. E allora vediamo che fallo è quella del numero 17, vediamo se si alza la paletta dei giudici e capiamo che c'è un po' di confusione. Primo fallo. Vabbè. Va al tiro dall'angolo, palla che rimbalza sul ferro, Thiam va dentro, cerca di ostacolarla Bocchetti, palla che non riesce a riprendere la formazione trevigiana, poi si allunga anche Camarà che va per le terre, palla che rimane in mano ad Alcamo che può giocare questa ripresa del gioco con Thiam ancora. Si mette in proprio, va dentro, non trova più il pallone, c'è l'azione di difesa da parte di Baron che poi scambia il 5 con la sua avversaria. Palla che viene giocata ancora da Alcamo, tiene, va fuori da tre lunghissimo, stava per riuscirci anche, nulla di fatto con Baron che cede palla a Bocchetti. Bocchetti 87-55, Bocchetti per pescare la nuova entrata che non so se è un ordine di scuderia di andare a tirare da tre perché non c'è nessun problema. Brava Bocchetti che tiene il pallone, una lotta sotto canestro veramente con Bocchetti che ha vinto ancora. Baron è buono Nicola che mette dentro questo pallone da due. Fallo ed è il quarto, attenzione per Bocchetti, è il quarto fallo per Bocchetti, vediamo, sì, è il quarto fallo per Bocchetti, attenzione perché se perdiamo anche Bocchetti poi sarà dura. Vabbè, chiaramente rimane in campo perché è inutile nemmeno toglierla per dargli respiro o per evitare che commetta il quinto fallo, però insomma lì c'è e lì rimane per il momento. Vediamo, sta giocando l'ultimo quarto di questa gara tra la formazione di Treviso, della IVMA Treviso, e di Golfo Basket Alcamo. Brava Nicola che si è svegliata un po' in ritardo, forse lasciata anche libera maggiormente da parte delle sue avversarie, va a mettere dentro un altro tiro da tre piuttosto importante, porta il bottino a quota 60 per Treviso. Fallo, no, c'era i 3 secondi in area per Alcamo che viene fermata, quindi questa azione non è molto d'accordo la numero 8 Virginia Tempia che scuoteva la testa. 89-60, 29 punti di distacco. Baron da 3, nulla di fatto,
palla che viene ripresa da Alcamo, che può riportarsi dalla parte opposta del campo andando a pescare, andando a rallentare il gioco, insomma, oppure accelerando a suo piacimento. C'è il fallo del numero 8 di casa in maglia bianca, ovvero Azzani, ed è il primo fallo di Azzani. Va la rimessa in gioco da fondo campo per quanto riguarda trova l'ottimo stop e ferma per la numero 13 russo Francesca, che mette dentro il pallone per 2 punti importanti. Gira tutto, brava Bocchetti, anche sotto pressione trova la compagna libera, da 3 addirittura Nicola da 3. Dobbiamo dire che non abbiamo mai avuto, secondo me, una percentuale così alta di tiri da 3 come in questa partita, perché probabilmente ci danno la possibilità di farli, perché le marcature sono un po' allentate, sono un po' allargate, però insomma abbiamo tirato da 3 in maniera buona, diciamo così, e il punteggio insomma è salito gran parte per questi tiri da 3, perché sono poche le realizzazioni in entrata, le realizzazioni da 2 che abbiamo visto questa sera. 91-63, palla che viene giocata sotto canestro, ancora la mette fuori, ed è una rimessa ancora a favore di Alcamo. Una rimessa ancora a favore di Alcamo per trovare una giocatrice libera. Manovra ancora per andare al tiro. Thiam, si entra bene, poi il tentativo di bloccarla non riesce, poi la palla che esce proprio sfortunatamente, palla che poi Thiam cercava di rigiocare ma era uscita con i piedi, e quindi la difesa di Treviso ha avuto ragione in questo caso. 91-63, con palla per la solita Bocchetti, che va dalla parte opposta tanto per non concedere nulla alle avversarie. Da 3 Baron, e Baron la mette dentro da 3. 66, 91-66 ancora. È scivolata, è andata a finire contro una giocatrice di Treviso. Doveva avere la peggio, fortunatamente è andato bene. C'era il fallo, ecco, manca 1 minuto e 4, abbiamo sentito a voce dal giudice che è al tabellone, quindi 1 minuto e 4 per la conclusione. È saltato nuovamente il tabellone con il punteggio, quindi ci salta anche quello. Sappiamo solo in questo momento che è 1 minuto e 4 da giocare per quanto riguarda questa gara da concludere. Camara al tiro da 3, lunghissimo, non va a buon fine, e allora può andare dalla parte opposta con un bel taglio di campo in orizzontale da parte di Alcamo. 93 intanto appuriamo che sia il risultato fin qui raggiunto dalla formazione siciliana di Alcamo, mentre per quanto riguarda la compagine di Treviso mi pare che siamo sull'ordine dei 65, una cosa di questo tipo, se non ricordo male. In precedenza avevo visto insomma il punteggio 66, ecco, benissimo, 66, 93-66 per questi ultimi secondi da giocare. Ne mancavano 1 minuto e 7 in precedenza, quando il giudice basta, muore con palla in mano la formazione di Treviso. Si ferma Bocchetti, è forse quella più contenta di tutte a fermarsi, perché ha corso anche in questa gara come una forsennata, trascinando le sue. Bene, allora noi andiamo poi con la telecamera adesso a salutare anche gli amici di Alcamo, perché così li saluteremo, magari vediamo se abbiamo la possibilità di portare qualcuno ai microfoni oltre al tecnico, e vediamo se sarà possibile appunto anche avere ai nostri microfoni la compagine, qualcuno della compagine di Treviso. E allora entriamo qui e andiamo proprio verso il
il coach. Abbiamo salutato Alcamo con queste immagini, visto che siamo... Intanto complimenti per la vittoria, avete trovato una squadra che insomma vi ha fatto fare un bel allenamento. Sì, tanto complimenti alle ragazze di Treviso che nonostante la situazione sia quella sotto gli occhi di tutti non hanno mai mollato di un centimetro e ci hanno dato filo da torcere fino alla fine, quindi complimenti a loro, a tutti quanti. Noi sì, abbiamo fatto un allenamento di corsa, di tutto, insomma abbiamo onorato e rispettato l'impegno. All'andata vi eravate affrontate ed avevate, mi pare, tutti e due 0 punti, eravate ultime in classifica. Poi voi avete fatto questo balzo in avanti mentre loro sono rimaste lì. È una situazione diversa chiaramente e anche la squadra insomma è diversa. Sì, sono due squadre diverse. Chiaramente noi abbiamo pagato lo scotto di essere una neopromossa all'inizio, poi anche con il cambio delle due straniere siamo riusciti poi a mettere su un po' più di qualità e quindi abbiamo fatto una serie di vittorie che stiamo continuando a fare e vorremmo non fermarci. Noi vi auguriamo di non fermarvi, vi auguriamo un buon rientro perché abbiamo giocato a quest'ora immagino per esigenze di aereo. Dobbiamo andare a prendere l'aereo subito, esatto, sì. Quindi buon rientro in quel di Alcamo. Grazie mille, grazie. Grazie a lei. Salutiamo il coach e vediamo se riusciamo a portare coach da quelle parti. Vediamo, io volevo vedere se riuscivo anche ad avere Bocchetti. Sì, dopo. Sì, dopo. Chiami lei? E allora chiamiamo la giocatrice che insomma si è distinta per quanto riguarda. Immagino che poi tanta voglia di parlare anche Conte non ce l'abbia, quindi lo lasciamo e lo liberiamo naturalmente per quanto riguarda l'intervista di fine gara, di fine partita. Le ragazze di Treviso sono quasi tutte ferme lì e quindi vediamo se riusciamo ad avere qualcuna di loro. Vediamo se... Baron, vuoi dire qualcosa? E allora facciamo parlare le giocatrici questa sera. Baron, un'altra sconfitta, ma d'altra parte in questa situazione insomma siete anche brave ad andare avanti. Sì, questa è la situazione, però molte ragazze giovani oggi hanno fatto vedere grinta, comunque voglia, anche se non ci siamo mai allenate insieme. Però ci siamo date forza l'una con l'altra e abbiamo portato comunque a casa un risultato come potevamo, meglio di così non potevamo fare. Sicuramente su questo come dicevamo più spesso con il tecnico, con il coach, siete da ammirare perché poi tra l'altro anche questa situazione non è facile giocare. Non è facile per niente, infatti ci diamo forza l'una con l'altra, io, Benny, Sveva e tutte le altre che anche sono infortunate, quindi non è facile, però comunque ci teniamo l'una con l'altra, quindi è la miglior cosa che possiamo fare. Bocca al lupo. Grazie mille. Buona continuazione. Sì, Mario. Parlavo dicendo che, come dicevamo io e te 15 giorni fa, non è facile insomma queste partite qui portarle a termine così e comunque in diretta dicevo che sì, hai fatto giocare diverse giovani e per loro provaci, quindi sarà un'occasione, hanno avuto un'occasione importante. Sì, sicuramente c'è un'occasione per loro che stanno provando a giocarsela anche con un buon atteggiamento, è chiaro che tutta la situazione gli eleva totalmente pressioni, quindi non hanno pressione su nulla e quindi giocano in libertà, è un'esperienza che magari proveranno a portarsi poi indietro provando a raccogliere la cosa migliore possibile. Sì, sicuramente, perché tanto ormai c'è poco da dire, insomma, poi abbiamo anche Jacquot che ha abbandonato, insomma la situazione è stranissima e devo dire che questa sera Bocchetti, tanto per fare i complimenti come stavamo facendo da 15 giorni a questa parte, che se tirava anche da casa sua, questa sera da Treni andava dentro tutto quanto. Sì, alla seconda anche a Umberti ha fatto più o meno la stessa prestazione, ma devo dire tutte stanno provando
a onorare l'impegno fino alla fine, non si tirano indietro anche a livello di, nonostante i 40 minuti alla difficoltà, anche a livello di botte e di colpi, quindi... Ma era un'indicazione quella di andare al tiro da 3 quasi sempre, oppure tanto per portarsi sotto? No, non era un'indicazione. È chiaro che nelle condizioni in cui siamo, anche a livello fisico, contro le squadre che atleticamente ci danno 4 giri, è difficile riuscire ad avvicinarsi al canestro, quindi proviamo a costruire qualcosa che ci possa far tirare almeno, quantomeno con i piedi per terra, perché in penetrazioni in 1 contro 1 non riusciamo con le gambe che abbiamo, con la condizione che abbiamo, a giocare contro le squadre atleticamente più forti, quindi proviamo a costruire qualcosa di diverso. Unica nota lieta, dicevo in diretta, è stata questa convocazione sia di Prete che di Bocchetti per la nazionale Under 20, partiranno come riserve da casa, però è una bella soddisfazione, ma anche per il gruppo, anche per tutti voi. No, è chiaro, loro per ora sono riserve, stanno capendo un po'. Comunque c'è un europeo da giocare in estate, sicuramente ci saranno altri raduni, vediamo se avranno opportunità comunque di partecipare ai prossimi raduni o meno. Comunque già stare lì nel giro e attenzionate comunque è una cosa di rilievo e importante per loro. Mario, testa alla prossima partita, non resta altro, ormai quest'annata va così. Sì, la portiamo a termine. Grazie. Ciao. Bene, ringraziamo Mario Conte per le parole, non abbiamo Bocchetti da nessuna parte, quindi... Mario, hai sentito Bocchetti per caso no? Ok. Perfetto, no, sotto la doccia non possiamo andare. Noi chiudiamo qui con il collegamento linea direttamente a Paolo Venturato in regia.